Io sono d'accordo perché visto che gli studenti finora sono stati a casa a fare in DAD, potrebbero benissimo continuare fino a giugno per il loro bene stesso, insomma. Siccome è uno slittamento alla fine di 20 giorni, direi che potrebbe andare anche bene. Da un lato sì, però dall'altro secondo me non ci sono le condizioni dal punto di vista anche per esempio del caldo che c'è appunto dentro le classi. Se pensa che se magari uno deve recuperare qualcosa o comunque alla fine studia, per cui insomma ci si può adeguare secondo me. Io penso che per i ragazzi andrebbe bene, che vadano a scuola in presenza soprattutto, che la socialità è importantissima per i ragazzi. Credo che non sia una brutta idea prolungarla, visto che le superiori hanno fatto metà anno a casa e di conseguenza credo sia una buona idea. Diciamo togliere le certezze alle famiglie sui tempi eccetera diventerebbe un problema, insomma. Penso sia un po' pesante, onestamente. Io credo che però sarebbe importante sfruttare questa opportunità quest'anno di prolungare almeno un mese la didattica normale, insomma. Penso che sì, sia giusto farli fare fino a giugno, perché hanno fatto troppo in casa. Secondo me è giusto, ma dovrebbero dare un incentivo ai professori, perché non è giusto che lavorino il mese di giugno per un problema che non è dovuto a loro. I grandi è anche giusto che si preparino a dovere. Secondo me apprezzerebbero di più forse il fare il secondo semestre fatto bene e iniziare a settembre tranquilli. È importante per i ragazzi poter partecipare alle attività scolastiche. Vista la situazione che c'è, penso che si potrebbe mantenere la solita data di chiusura e non prolungare per altri giorni, quindi questo sì.